Carissimi amici di Blu TV, mi trovo in compagnia quest'oggi in Ortigia, quindi in Siracusa, in compagnia, dicevo, del mio carissimo amico, esperto in enogastronomia, Gaetano. Ciao Gaetano! Ciao Nadia, siamo pronti perché c'è il nostro carissimo amico sul metro del Grand Hotel che ci sta aspettando, che ha riservato la nostra location per questa puntata. Perfetto, una puntata che comunque apre ad altre molte puntate. Sicuramente ci saranno una serie di preparazioni, di elaborazioni di piatti, dessert e quant'altro e tante altre cose, tante piccole sorprese che andrete a vedere più avanti. Gaetano, ma ho un certo languorino. Nadia, stiamo andando da un carissimo mio amico. Perfetto, quindi si abbina questo mio languorino anche a questa location. Certo. Ciao Antonio. Molto piacere. Benvenuti al nostro ristorante Gaetano e Nadia, alla terrazza sul mare del Grado dell'Ortigia di Siracusa. Prego, accomodatevi. Grazie. Amici di Blu TV, bentrovati. Oggi puntata all'insegna dell'arte culinaria, quindi della gastronomia, insieme, quindi in nostra compagnia, di Gaetano Bongiovanni. Ciao Gaetano. Ciao Nadia, buongiorno a tutti. Ci troviamo oggi nel cuore di Ortigia, nel Grand Hotel di Siracusa. Siamo in presenza con Antonio Mancarella, che è il maître dell'albergo e che appartiene oltretutto all'associazione italiana Maître Alberghi, un'associazione internazionale. Qualche parola in più, qualche cosa la può dire Antonio, in quanto è lui il preposto, diciamo, che preparerà un piatto per i nostri telespettatori. Certamente, location fantastica. Allora Antonio, dici di più. Allora, sì, io sono Antonio Mancarella appunto e sono il maître del Grand Hotel Ortigia, faccio parte dell'IMAR. L'IMAR è l'International Association Maître Hotel Ristoranti. La figura del maître, insomma, che dire, è importantissima nel ristorante dell'albergo e soprattutto a livello di professione, che un po' è andata un attimino a scomparire. Oggi un attimo ritorna alla grande, appunto avendo delle associazioni dietro che ci danno dei supporti piuttosto validi per questo. Oggi parliamo di oggi. Sì. Cosa ci presenti? Oggi vi preparo dei nidi di tagliolini di pasta fresca all'arancia con gamberetti flambati con una grappa di nero d'avola. Parliamo degli ingredienti. Gli ingredienti: allora, spremuta di arancia fresca, tagliolini appunto di pasta fresca all'uovo, gamberetti rosa di Nassa. Sì. Userò del burro per cominciare a preparare la mia salsetta, poi ho un cucchiaio di panna solo per amalgamare con dell'uovo. Allora, ti vediamo all'opera. Benissimo, iniziamo accendendo prima di tutto la lampada. La lampada non è altro che la nostra macchina da lavoro, esatto. Per il metro è fondamentale questo attrezzo, la lampada che serve proprio per fare scenografia in una sala ristorante. Vero Antonio? Sì. Oltretutto Antonio utilizza questo attrezzo spesso in alcune serate a tema che va a organizzare con dei menù particolari. Sto immettendo del burro. Ecco, adesso facciamo sciogliere proprio questo. Quindi questa è la fase preparatoria. Quella di fare sciogliere il burro senza farlo bruciare. Gaetano, l'importanza di questo ruolo, di questa professione? È molto importante perché il maître, diciamo, è colui il quale col bigliettino da visita presenta l'albergo o il ristorante, quindi è una figura professionale molto importante perché, diciamo, dà il benvenuto al cliente e di conseguenza dà anche, diciamo, quel plus in più per quanto riguarda
Un hotel si presenta anche attraverso la cucina. Sicuramente, non solo la cucina, perché non basta sapere anche cucinare bene, ma bisogna anche avere il giusto savoir-faire, quindi saper fare per preparare un piatto, la giusta eleganza per andare a mettere. Cosa andiamo a mettere adesso? Vado a inserire i gamberetti. Quindi andiamo a inserire i gamberetti in padella direttamente. Quindi li fai leggermente. Li faccio leggermente rosolare Rosolare. insieme a del Perfetto. cipollotto che a sua volta ho già messo prima insieme al burro. Benissimo. Quindi queste sono tutte le fasi che vengono fatte, diciamo, durante la preparazione in sala ristorante. Ma la parte poi più bella e scenografica sarà più avanti, quando andremo a fare appunto flambage, andremo a fiammeggiare. Perché di solito è fatta a vista, no? Quindi il pubblico, questo il cliente davanti può quello vedere. Che stai vedendo dove stiamo facendo noi adesso, di solito viene fatto proprio di fronte al Salare. tavolo del cliente, come adesso noi, in questo momento. Si preparano tutti gli ingredienti nei vari contenitori, quindi la linea, la giusta linea di preparazione, e successivamente poi viene assemblata direttamente in sala ristorante. Abbiamo visto che ha appena speziato i gamberetti. Sì, ho messo, suppongo, del sale e del pepe, Sì. ho messo, perfetto. Aggiungo poco di spremuta d'arancio, Spremuta così d'arancia andiamo fresca a profumare un siciliane. attimo. Questo Assolutissimamente. lo dobbiamo sempre sottolineare, perché è importante, ecco, l'importante Valorizzare i prodotti locali. sicuramente, perché l'associazione, queste associazioni in particolare, ecco, adesso ora vediamo la fase quella più, diciamo, scenografica del momento, quando si va a flambare, utilizzando in questo caso che cosa? Una Antonio? grappa di nero d'avola, quindi ora, rimanendo sempre la parte- nei nostri quindi- territori. Perfetto, quindi andiamo a flambare direttamente. Per chi non lo sapesse, cosa vuol dire flambare? Flambare significa proprio questo: al momento in cui il piatto, diciamo, nella padella si è fatto restringere il sughetto di cottura, si va a posizionare in basso leggermente la padella, come sta facendo adesso Antonio, e successivamente si fa riscaldare una parte della padella, e quando è il momento opportuno, che con l'esperienza come sta facendo adesso, si va a immettere la cosa, si fa la fiammata, e quindi questa scena di fronte al tavolo del cliente fa sì che cosa? Che il cliente- spettacolare. spettacolare. Quindi immagina anche una coppietta che va a cena fuori e vuole stare al lume di candela a cena, richiede un menù al flambé, di conseguenza passa sicuramente una bella serata. Ma la cosa simpatica, quando mi capitava che lavoravo in questo settore, è che appunto i clienti che erano a fianco dei tavoli vedevano il primo cliente che partiva a ordinare un piatto a flambé, e successivamente poi tutta la sala incominciava a ordinare tutti Di gli altri solito. flambé, dalle crepe Suzette, dalle penne alla vodka e così via. Ci sono tante pietanze che si possono andare a preparare a flambé, che la fantasia è enorme e tantissimo, le fragole a pepe Tra verde. l'altro, se l'odorino è questo, voglio dire, inonda tutta la sala, quindi è un fortissimo Ma stimolo. ancora non è niente, perché qua noi stiamo lavorando in 3D. In televisione forse ci dobbiamo organizzare per lavorare in 4D per fare sentire anche il profumo. Garantisco io, garantisco io, eh. Sappiamo sicuramente che il profumo c'è, e quindi se c'è già il profumo di sicuro anche il gusto e i sensi sono tutti. Quindi bisogna fare A questo spezzare punto il piatto. aggiungiamo la pasta. Perfetto, quindi abbiamo una pasta fresca. La pasta. Benissimo. Ora il tipo di cottura, dice, ma noi mettiamo la pasta direttamente in padella, Direttamente sì, in padella, perché è sì. un tipo di cottura che è cosiddetta risottata, si chiama, con la cottura direttamente in padella. Siccome il tipo di pasta è un tipo di pasta abbastanza fresca, quindi non necessita di tanti minuti di cottura, ma questo è all'incirca quanti? In 4 minuti massimo la 4 di minuti solito è massimo, pronta, perfetto. sì. Quindi una volta preparata, diciamo, la pietanza, e poi Già comincia a prendere, ad assumere il suo colorito, no? Il suo colore. non solo il colore, ma anche già la sua consistenza, piano piano incomincia ad amalgamarsi tutto assieme. Benissimo, quindi tu dicevi che provieni dal settore gastronomico alberghiero, no? Sì, io insegno nella scuola alberghiera qua a Siracusa, infatti cerco anche un attimino a trasferire le mie competenze professionali anche nella preparazione del servizio alla lampada ai miei alunni. Cerchiamo anche di valorizzare questo mestiere che con questo tipo di servizio sicuramente porta un po' di professionalità nei nostri locali e soprattutto negli alberghi. Quindi una scuola che dà una formazione soprattutto pratica. Sicuramente la scuola alberghiera dà sicuramente una preparazione dalle basi, sicuramente, sembra da ricordare in ogni caso che la professionalità poi si va ad accrescere nei posti, l'esperienza. con l'esperienza sul posto di lavoro.
continua a salare, fra qualche minuto la pasta è pronta per la sua cottura. Mettiamo ancora un po' di pepe. L'importanza del pepe fresco a mulino, Macinato, quindi sì. macinato fresco è importante, anziché andare a utilizzare il pepe già macinato e conservato magari per tanto tempo, un po' riesce un po' il profumo e le caratteristiche organolettiche del pepe. Invece in questo modo, macinandolo fresco, I prodotti locali, cerchiamo di valorizzare questi prodotti locali invece di importarne altri. soprattutto andare a mettere soprattutto prodotti tipici del territorio. E ne abbiamo tanti, la Sicilia non si può lamentare assolutamente. Avremo modo di prefare tanti piatti successivamente, proprio andando a cercare anche di andare a abbinare i prodotti del territorio. Ora questa è la fase, diciamo, della preparazione, della presentazione del piatto, quindi si è preparato Antonio delle decorazioni, utilizzando quindi le bucce, le scorzette d'arancia, perché una volta che ha spremuto le arance giustamente utilizziamo anche le bucce, così almeno possiamo non ricicliamo, diciamo, un po' tutto, perché noi cerchiamo di non fare sprechi. Piatto decorato quindi con il cibo stesso. Richiamando, diciamo, gli ingredienti che sono stati inseriti all'interno del piatto. Vogliamo ricordare quindi gli ingredienti? Allora, spremuta d'arancia, gamberetti, burro, grappa di nero d'avola, tuorlo d'uovo, panna, olio extravergine d'oliva, pepe, sale e cipollotto. Sì. A me manca qualche altro ingrediente, ma penso che Antonio li ha elencati tutti nella scheda tecnica che ci ha presentato. Benissimo, adesso quindi Manca pochissimo, penso. Stiamo amalgamando. Amalgamiamo, dopodiché Amalgamiamo abbiamo ed è finito. pronto allora per creare il nido. Certo, creiamo un nido. Anche l'importanza di andare a posizionare il mangiare del piatto ha la sua importanza, quindi c'è la tecnica precisa per andare a realizzare un nido di rondine. ottima presentazione, più gusto. Cosa vogliamo di più? Dio. Possiamo ricordare in ogni caso che questa ricetta, come tutte le altre, poi le possiamo andare a trovare anche sul nostro canale tematico, che è Mangiare Bene non solo di YouTube, quindi i nostri telespettatori in qualsiasi momento possono andare a rivedere la ricetta con gli ingredienti, con la loro scheda tecnica e vi dice. Quindi mangiare bene, perché di bene, questi tempi si cerca sempre di mangiare bene, ma poi in teoria non si fa per la vita frenetica anche, no? Ma sì, c'è questa. Si corre sempre, si va avanti con l'orologio, a guardare l'orologio, però in linea di massima si cerca quantomeno di apprezzare, sono i piaceri della vita. Mangiare bene è importante oggi. Importantissimo, confermo. A me sta venendo pure fame. Immagino, comunque avremo modo di Vediamo degustare. il piatto. Ecco qui. Manca ancora qualcosa? Metto solo le buccette su per dare un po' di colore. Il piatto è pronto. Perfetto. Allora, riassumiamo, sintetizziamo quindi i Allora, passaggi. nidi di tagliolini di pasta fresca all'uovo con spremuta d'arancia fresca, del burro, cipollotto, gamberetti flambati con una grappa di nero d'avola, un cucchiaio solo di panna per amalgamare e dell'uovo, insomma, tuorlo o anche tutto intero lo si può mettere. Benissimo, allora chiudiamo in bellezza, quindi nidi di tagliolini. Gaetano, ci vediamo allora prossimamente per un'altra squisitezza, per un altro piatto. Senz'altro Nadia, ci organizzeremo per fare un'altra preparazione. Grazie tante, grazie Antonio, Grazie, alla prossima, alla seguiteci prossima. sempre, canale 98 del Digitale Terrestre in tutta la Sicilia, arrivederci.